Ciao dalla Casa delle Farfalle. Oggi parliamo di una specie di insetto stecco, di un fasmide, Acreoptera manga del Madagascar. È una delle poche specie in cui il maschio ha dei colori molto vistosi. Ha un colore blu metallico con delle zampe arancioni e altri disegni che lo rendono estremamente vistoso e visibile. Qual è il significato di questa colorazione? Questa colorazione ce l'ha solo il maschio una volta che è adulto, è in grado di riprodursi, quindi l'ipotesi più probabile è che sia legata al corteggiamento, al farsi percepire bello dalla femmina, come il pavone. Questi insetti producono comunque una sostanza deterrente da delle ghiandole poste nel torace. Le ali sono molto piccole e quindi non sono utilizzate per il volo, le utilizzano per far vedere a un predatore questo colore rosso che generalmente ha un significato di avvertimento per un animale che emette delle sostanze con un cattivo odore, un cattivo sapore. Sì, un po' come fanno api e vespe o coccinelle che appunto denunciano la loro tossicità perché per loro rappresenta ovviamente una difesa preziosa.